cari amici affezionati di Parlando con le Stelle e benvenuti in questa nuova puntata. Continuiamo con le puntate speciali e con i loro ospiti speciali, tutte quelle persone che hanno fatto la storia con la S e anche con la T maiuscola, persone che hanno seguito una missione. Questa sera sarà con noi un ospite speciale che viene direttamente dal Monte Nebo. È con noi Mosè! Buonasera Mosè, spero tu abbia fatto buon viaggio, o almeno migliore di quelli che sei abituato a fare, a volte in zone umide, a volte in territori desertici. Sì, grazie dell'invito, splendida Esther. Ho fatto un buon viaggio, non ho trovato alte maree o serpenti velenosi come spesso nel deserto, quindi posso dire di aver fatto un buon viaggio. Caro Mosè, stasera vorremmo affrontare con te lo spinoso problema della libertà e della schiavitù, perché pensiamo che tu possa essere l'ospite ideale per trattare di questi argomenti. Sì, cara Esther, in effetti ho avuto qualche esperienza a tale proposito. Sono nato e sono stato educato in una terra diversa dalla mia, non avevo la stessa lingua, la stessa cultura dei miei padri. Pensi che questo abbia influenzato le tue scelte di vita? E come no, splendida Esther. Mi sono scontrato fin da subito con quest'idea di libertà e della sua privazione e ho lottato fin da subito per la giustizia contro la schiavitù. Mosè, ti fermo perché abbiamo un ospite d'eccezione. Vi presento un uomo che arriva da Tebe, in Egitto, che risponde al nome di Baruch, impiegato ancora oggi nel sindacato nel comparto dell'edilizia. Buonasera Baruch, ben arrivato. Buonasera a te, splendida Esther, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera a voi, cari spettatori. Veniamo al dunque Baruch, raccontaci del tuo incontro con Mosè. Certo Esther, era un periodo di grande entusiasmo edilizio in Egitto. Io lavoravo alla costruzione del palazzo del faraone e sa, i contratti per i muratori, stranieri e specialmente ebrei non garantivano niente, sia in termini di salario sia per la sicurezza. Quella mattina il mio capo cantiere decise di farmi scalare il palazzo senza misure di sicurezza. Sarei sicuramente morto se non fosse intervenuto Mosè. In realtà Mosè non riuscì a far ragionare il capomastro e dovette utilizzare dei metodi un po' pesanti. Non so se si può dire in televisione, ma tirò un destro abbastanza violento. Fu un incontro abbastanza fugace il mio con Mosè, poi per un pezzo non fu più visto in circolazione. Mosè, che fine avevi fatto? Avevo passato un periodo di ripensamento lontano dall'Egitto, avevo badato alla mia famiglia che avevo un po' trascurato. Ah, sappiamo che a Madian hai fatto diverse esperienze. Vuoi condividere qualcosa con gli spettatori? Mi sono sposato, ho imparato un mestiere E cos'è successo che ha stravolto ancora una volta la tua vita? Si può dire che ho avuto un incontro ravvicinato, molto ravvicinato con l'Altissimo, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei padri dei miei padri. Fermati un attimo Mosè, perché abbiamo una sorpresa per te. Questa sera, a Parlando con le Stelle, c'è una bellissima donna. I suoi lineamenti ricordano l'Oriente e i suoi profumi. È qui con noi Zippora, la moglie di Mosè. Troppo buona Esther, buonasera a tutti. Sei bellissima Zippora e sono incantata. Capisco il fascino che hai esercitato sul giovane Mosè, però oggi parliamo d'altro. Cosa ricordi del periodo che hai trascorso a Madian? È stato un periodo tranquillo, forse l'unico della mia vita, ma l'incanto finì presto quando Mosè venne a casa dal pascolo raccontandomi del suo incontro con Yahweh. Mi disse che aveva una missione da compiere e che il Signore soffriva quanto e più di lui per la schiavitù sopportata dal nostro popolo. Il tuo ruolo qual è stato in tutto questo? Mosè ti ascoltava? È stato difficile? Non è stato facile, questo è sicuro, ma mi sentivo al fianco di un uomo determinato e pieno di coraggio, tanto da voler sfidare il grande faraone d'Egitto. Ero fiera di lui, non era facile, come ti ho già detto. Ero in stato di grazia
Mi sentivo forte perché Dio era con me. Mi metteva accanto persone che mi sostenevano, vero Zippora? Parole sacrosante. In quel periodo non mancavano problemi, ma nemmeno le soluzioni. Una gran mano, devi ammetterlo, ce la diede anche tuo fratello. È bello ascoltarvi, ma c'è l'ennesima sorpresa della serata. Questa sera è con noi a Parlando con le Stelle Aronne, il mitico, saggio fratello di Mosè. Buonasera carissimi israeliti e non! Siamo in TV nel XXI secolo, la trasmissione è vista da molti popoli, venerabile Aronne. Ci sono molti più non che israeliti. Sì, scusi, è che c'è l'abitudine e poi sono emozionato per parlare in pubblico. Ci dica, saggio Aronne, come cambiò la vita di Mosè e la sua dopo l'incontro infuocato con Yahweh? Non avevo mai visto mio fratello così dinamico, sembrava proprio avesse il fuoco dentro al cuore. Io facevo quello che potevo, cioè spiegavo quello che stava succedendo. Perché? Cosa stava succedendo? Beh, praticamente avevamo preso una strada senza ritorno. Stavamo sfidando il faraone per terminare la nostra condizione di schiavitù. Scusi se abuso ancora della sua voce tremula, ma lei è così saggio. Può raccontarci il primo incontro con il faraone d'Egitto? Io e mio fratello avevamo preparato un discorso, l'avevamo ripetuto 1000 volte davanti a Zippora. Già mi ricordo, sembravano ubriachi. Continui, la prego. Volevamo chiedere al faraone di poter celebrare una festa per il nostro Dio nel deserto. E lui? Il faraone fu inflessibile, avremmo perso 3 giorni di lavoro, non si poteva fare. Dopo questo fatto si arrabbiò con tutti noi e la nostra condizione di schiavi peggiorò e diventò una condizione insostenibile. Queste sono le ragioni dei padroni, dei lavoratori, a questi non importa nulla. Condizione insostenibile era la rottura con i nostri aguzzini egiziani, Definitiva? quasi definitiva. In che senso? Il Signore mandò dei segni prodigiosi contro di loro e gli egiziani dovettero affrontare numerose piaghe. Ecco come i padroni scaricano sulla loro gente la loro durezza di cuore. Vergogna! Si calmi, Baruch, non siamo ad un comizio sindacale. Mosè, continui, la prego. Sì, il faraone non fece nessuna concessione per la nostra libertà. Non ci restava che una scelta, la fuga. La fuga? Sì, la decisione era presa. L'indomani partimmo all'alba. Ovviamente tutte le nostre decisioni erano suggerite da Yahweh, che era sempre presente. Era ancora buio e ancora non avevo digerito la cena della sera prima. Agnello, erbette E parecchio vino. Eravamo 600.000, tutti insieme verso la libertà, lasciandoci alle spalle anni e anni di soprusi e ingiustizie. Commovente, veramente commovente. Ma purtroppo l'orologio ci dice che anche per questa sera il tempo è trascorso. Direi piacevolmente insieme a tutti i nostri ospiti che ringrazio di cuore. Questa, carissimi spettatori, è Parlando con le Stelle e io sono la vostra Esther Shine per continuare a raccontarvi la storia di persone che hanno sentito questa forte voce di qualcuno che li invita ad una missione speciale. Alla prossima e vi aspetto per le prossime puntate.